Allora, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Sicurezza. Abbiamo visto questa ragazza, insomma, che si è difesa, per fortuna è un medio massimo campionessa, ma se c'è una ragazza, una ragazzina, qui si rischia, ormai è una cosa incredibile, cioè possono dirmi tutto quello che vogliono, vedo troppa gente circolare di sera, di notte, a gruppi, è una situazione che non mi piace per nulla. Le forze dell'ordine sono quelle che sono. No, le forze dell'ordine, oltre a essere quelle che sono, non zero, sotto zero, ok? Sotto zero. Sappiamo che abbiamo un organico che è sceso solo in questi ultimi mesi, cioè dall'estate adesso, di 16 unità, e siamo stati tolti da quello che doveva essere un incremento di 4 unità, figuriamoci. Ma si ricorda, basta, anche i telespettatori, lei sì si ricorda, telespettatori, basta andare indietro nelle registrazioni, cosa vi avevo detto? Non fate quel centro, non fate quel centro, io l'avevo denunciato facendo in modo di far capire che se poi succedeva come a Udine, noi non abbiamo... Questo centro è partito da 34, sì. 100 arriveremo a 300. No, adesso rumors parlano di aumentare quel numero. Esatto. Parlano di aumentare quel numero e diventa pericoloso, ma diventa pericoloso per il cittadino. Noi, grazie a Dio, forse siamo anche capaci di intervenire, ma io, lei come uomo, ma una donna diventa libera di camminare in questa città? Non lo è, non lo è. Sa perché? Perché poi l'iter per questi tre signori non esiste. Cioè, mi dispiace, sì, no, ma non vanno via, sono richiedenti asilo, direttore, non possono mica tornare nel loro paese di guerra, no? Allora lei ha raccontato l'altro giorno l'episodio che è successo per quella persona nigeriano, reati sessuali anche, violenze, resistenze. Lasciamo parlare dell'oltraggio che poi l'hanno depenalizzato, perché oggi al poliziotto puoi dire quello che vuoi, va bene, ai tempi miei non era così. Però facciamo l'esempio di quello che è stato preso da qua a 1.200 euro di costi a ogni poliziotto per portarlo, come diceva lei, l'ha detto, l'ha spiegato, in un quadro che io credo che sia uno dei migliori. Catania e poi Catania. Venezia in macchina. Da Venezia all'aeroporto di Catania, da Catania un'altra macchina per portarlo a Caltanissetta, perché poi il 12 deve essere riportato a Roma, perché fanno un bel charter e tutti i nigeriani che sono stati cattivi in questo periodo li portano di là. Bene, cioè è una cosa assurda, al di là che si poteva di recente a Roma, certo. Ma il Ministero non si rende neanche conto dove è Pordenone, secondo me proprio non hanno alba gli alti funzionari, non hanno alba di dove è Pordenone, o di come, di chi spende forse non si rendono conto, Pordenone lo sanno, ma questo non lo sanno. Allora in questo episodio la ragazza fa la denuncia, benissimo, molto probabilmente la ragazza è stata invitata in ufficio per la denuncia, perché non è che può andare così, però e poi? Non capita nulla. No, chiedetelo alla ragazza. E poi cosa succede? Nulla, perché attenzione, quel signorino lì è potuto partire perché non c'era un ricorso in piedi da parte sua, perché sennò il signorino non partiva. Senta una cosa, per una battuta, vediamo questa foto. Ah sì, io qua. Lei tra l'altro fa anche il ciclista dilettante, dove ci troviamo qui? Allora questo è un altro scempio, no? Io parlo di sicurezza e voglio parlare anche di sicurezza stradale, non me ne voglia Mauro, no. Ma questo è uno scempio. Voi ditemi cosa serve davanti a Ovvio quel pezzo di cordolo per indicare cosa? Che di là non si passa, non si esce, ma non si passa, per fare corsia? Bene, allora caro signore che è responsabile di quel tratto di strada, quello davanti a Ovvio, me lo segnali e eviti che, perché è successo già altre volte, perché la signora che è venuta a soccorrere oggi, il nostro amico del finalone che stavamo correndo, bene, lui praticamente eravamo in fila indiana, correttamente messi in fila indiana, è passato un camion, chiaramente si è
leggermente spostato dalla riga. Sul cordolo. Il primo l'ha visto, il secondo chiaramente non lo vede, è andato a finire sul cordolo ed è Federico Carugo, sta attendendo i risultati dei raggi perché ha la clavicola rotta. Benissimo, abbiamo chiesto immediatamente, oltre al soccorso, abbiamo chiesto ai testimoni che hanno visto la scena, capita un giorno sì, un giorno no. Possiamo provvedere, direttore? Certo, speriamo che domani lo tolgano, quantomeno sia segnalato. Grazie a voi. Di solito i cordoli hanno all'inizio un cartello ben chiaro, mi pare. Sì. Grazie. Luminato. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Arrivo dei clandestini in Friuli.